Quindi grazie a tutti i candidati a nome di tutto il movimento politico. Il segretario regionale della Lega Alberto Stefani sceglie Treviso e la terza edizione della scuola politica per annunciare a sorpresa i 6 candidati veneti alle elezioni europee. Li abbiamo voluti presentare per primi ai militanti del partito, spiega. Abbiamo figure che vengono dal mondo del territorio, ripeto, e sono espressione dei territori. Ai 2 uscenti, il veronese, segretario della provincia Scaligera e vice segretario regionale Paolo Borchia e l'avvocatessa veneziana Rosanna Conte si aggiungono il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera e di Rossano Morena Martini e poi i sindaci di Porto Tolle Roberto Pizzoli e di Pozzonovo la deputata Arianna Lazzarini. 6 nomi ai quali andrà ad aggiungersi il capolista. Molti in sala aspettavano l'annuncio che però non è arrivato. Secondo i ben informati sarà il generale Roberto Vannacci, anche se si continua da più parti a fare il nome del presidente Zaia. Potrebbe essere Vannacci, ma le scelte sono appunto della segreteria federale, perché il collegio non è solo Veneto, è un collegio del nord-est. Zaia piace ovviamente, come ho sempre detto, Zaia può fare qualsiasi tipo di sfida e sa benissimo che qualsiasi tipo di sfida la vincerebbe. È una figura che rappresenta un elemento di forza di questo movimento politico in Veneto. Ma il nome di Vannacci non convince proprio tutti. Io di mio preferisco sempre l'espressione territoriale, chiaramente poi il partito decide e questa sì forse sarebbe la prima volta, credo. Alessandro Manera che si dice contento di poter rappresentare Treviso e l'intera Marca in questa sfida europea. Vedremo di dare il meglio come città, come territorio per rappresentare quello che è anche un modello amministrativo di un certo tipo che abbiamo portato avanti questi anni. Intanto l'eventuale vittoria del vice sindaco di Treviso in Europa potrebbe portare ad un ripasso di giunta nonostante non vi sia incompatibilità tra le due cariche. Vedremo cosa fare, ma vedrà soprattutto il sindaco qual è la mia destinazione. Comunque sarebbe disponibile a fare entrambi i ruoli. Sì, sì, perfettamente. Peraltro al giorno d'oggi le tecnologie ti consentono anche di collegarti dall'esterno. Io sono dell'idea che ognuno deve ricoprire un solo ruolo e lo deve far bene. Ha fatto benissimo l'assessore, sta facendo benissimo il vice sindaco, se un domani sarà impegnato a livello europeo è giusto che si dedichi all'Europa, però ripeto, oggi ci dobbiamo concentrare sulla sua elezione.